Seconda corsa dal Savio, condizionata per cavalli di 5 e 6 anni, sono 6 dietro l'autostart sulla distanza del miglio. Questo lo schieramento: 1 Viperina Spin, 2 Vancouver Ongi, 3 Zara, 4 Zagabria Vani, 5 Zeneatea Lux, 6 Zilat Jet. I favori sono netti per Zagabria Vani, numero 4 Roberto Vecchione in sediolo. In partenza è proprio Zagabria Vani che sfila in testa in poche battute su Viperina Spin. È partita piano, invece ha avuto problemi in partenza Zara, che rimane discosta in fondo al gruppo. Intanto c'è l'errore di Zilat Jet e in terza posizione si sistema così Vancouver Ongi, mentre Zagabria Vani completa in 15 200 iniziali. Viperina Spin, Vancouver Ongi in terza posizione, poi Zeneatea Lux con Zilat Jet rimesso in coda. Intanto i 400 in 29,9 per la battistrada, in netta favorita Zagabria Vani, Roberto Vecchione 1,19 la quota in chiusura per l'allieva di Holger Elliott, che completa in 45,2 i primi 600 di gara, sempre in schiena Viperina Spin e Vancouver Ongi. Poi c'è un piccolo strappo e in quarta posizione segue Vancouver Ongi, in terza c'è Zara, mentre al largo cerca di risalire Zeneatea Lux insieme a Zilat Jet. Intanto 59 per gli 800 iniziali e siamo al completamento del chilometro in 1:13 e 7. Sbaglia nuovamente, viene squalificato Zilat Jet. Esce così di scena quello che doveva essere l'unico eventuale avversario, ma Zagabria Vani a 400 dalla conclusione ha portato a spasso la compagnia. Si trascina Viperina Spin e quindi Zara, un parziale in 14,2. Non riesce ancora a staccare proprio del tutto, ma è comunque 2 lunghezze abbondanti avanti all'avversaria in retta d'arrivo. Viperina Spin in seconda posizione, Zagabria Vani in vantaggio, Viperina in seconda, non cambia nulla fin sul traguardo. Vince netto Zagabria Vani, secondo posto per Viperina Spin. Al terzo chiude a centropista Zeneatea Lux, che piega Zara. 1:12,7 il ragguaglio conclusivo, che è il tempo più veloce del Savio per quest'anno. 28,3 ancora a chiudere, dopo un 28,9 di penultimo quarto. Vittoria agevole per Zagabria Vani, che Roberto Vecchione e Holger Elliott portano a un successo davvero molto agevole in percorso di testa. È mancato ovviamente l'avversario Zilat Jet, che ha sbagliato sulla prima curva, ma a questi ritmi sicuramente Zagabria Vani avrebbe trovato difficile perdere una corsa in cui era filata in testa in breve.